Eccoci qua, riprendiamo la questione, avete capito è abbastanza tra virgolette spinosa, comunque importante. Antonella Franceschin, direttore patronato Inca di Padova, abbiamo anche la slide, cosa prevede il disegno di legge di bilancio? Partiamo da qua in modo che abbiamo anche delle valutazioni di cifre che ci può aiutare a comprendere meglio le differenze, prego. Allora, se vogliamo mettere in onda anche le slide così, sì, così possiamo vedere. Allora, cosa prevede il nuovo disegno di legge del bilancio? Allora, come diceva il Massimo prima, per quanto riguarda fino alle pensioni, diciamo la prima fascia non è variato nulla per le pensioni lorde fino ai 1.101 euro, nel senso che la rivalutazione sarà del 7,3 come era stato previsto. Quello che cambia invece è, se vogliamo vedere le slide successive, sono gli scaglioni seguenti che vanno a ridurre notevolmente quella che è la percentuale di rivalutazione. Ecco. Infatti per le fasce successive la rivalutazione da 7,3 sarà dell'80% per le pensioni dai 4 ai 5 volte il trattamento minimo. Sappiamo che il trattamento minimo ad oggi è di 525 euro. Ma netto, perché dopo chi ci segue allora, magari guarda dice, io dice di pensione prendono 1.400, 1.700, quello che è. Rientro, certo. Cioè, l'ordo netto cosa coincide circa? Allora, se c'è una slide che spiega bene cosa era previsto e come sarà. Sì, vediamo vediamo quella successiva. Così possiamo vedere le differenze sul netto. Eccola qua. Allora, mentre per la prima fascia quello non è variato nulla ed è la prima riga evidenziata in giallo, come potete vedere sopra, per le fasce successive stiamo parlando di pensioni che partono per il 2022 da 1.720 euro netti. Perciò non stiamo parlando di pensioni ricche, stiamo parlando delle pensioni dei lavoratori dipendenti nelle fasce medio-basse di attività svolta. Per cui si passa, il precedente decreto prevedeva che una pensione che nel 2022 aveva un lordo di 2.200 euro e quindi un netto di 1.720 euro, con il nuovo decreto sarebbe stata rivalutata fino a 2.359 euro con un netto di 1.800. Cosa cambia? Che questa pensione passa dal 2.359 previsti a 2.328 con un netto conseguente di 1.795 anziché 1.814. Poi se andiamo a vedere nella colonna a seguito vediamo appunto la differenza anche negli scaglioni successivi, per cui una pensione dai 2.600 del 2022 verrà rivalutata anziché di 2.786 a 2.751 con un netto di 2.054. Le differenze sul netto, come potete vedere, vanno da quelle che poteva essere 93, vabbè, la prima fascia non varia, la seconda fascia sarebbe stata di 93 euro, invece scende a 74 euro di maggiorazione, i 113 diventano 92 e così via a scendere, con una perdita evidente sul potere di acquisto che è misurato in base all'inflazione. Ecco, la differenza maggiore ovviamente quando andiamo a una pensione lorda mensile di 5.700 che sarebbe netta 3.774 euro. Appunto, vediamo allora abbiamo che questa pensione sarebbe stata rivalutata a 6.600, invece la rivalutazione con il nuovo decreto sarà di 5.800, quindi poco più di 100
Quindi non arriva ai 150 euro mensili, 145 euro, con un netto di 3.800. Stiamo già parlando comunque di fasce, diciamo, di una certa entità. È evidente che sì, quindi più è grande, recupero, certo, più alta la pensione, più alto è questo taglio, insomma. Questo divario, esatto, perché come potevamo vedere nella slide precedente, la percentuale di rivalutazione per le pensioni che vanno oltre i 10 punti del trattamento minimo scende al 2,56%, il 35% di quel 7,3 che era previsto, per cui si diminuisce in modo drastico la rivalutazione. Quindi però le opzioni loro eccepiranno, non ci sono soldi, da qualche parte bisogna tirarli fuori. E allora vanno dalle pensioni più alte, che effettivamente quando parli di 3.000 rotti euro, una bella signora pensione, la tagliano lì di più. Sì, ma comunque stiamo parlando di pensioni che non derivano da... sono sempre pensioni nella fascia dei lavoratori dipendenti, no, di quella fascia comunque che la contribuzione l'ha versata a seguito di attività da lavoro dipendente, e qui vanno dentro tutte le fasce lavorative, dai lavori più pesanti ai lavori, insomma, ma sempre di natura subordinata. Poi è vero che ci sono pensioni basse anche di lavoratori autonomi, e anche qui, voglio dire, rientrano soprattutto, sì, qualsiasi tipologia. Comunque la considerazione è che non stiamo parlando di pensioni d'oro. Stiamo parlando di pensioni che sono sempre nella fascia medio-bassa della popolazione. Quelle delle pensioni d'oro non hanno avuto rivalutazione? Non hanno avuto le rivalutazioni, ma insomma per anche un senso di equità poi nella redistribuzione, perché di fatto stiamo parlando di persone che con un netto di 1.700 euro, ma ci vanno dentro tutte famiglie il cui nucleo è anche numeroso, non sono solo composte da un unico membro, insomma stiamo parlando di famiglie che devono vivere con 1.700 euro, considerando il caro vita che è insostenibile in questo momento, non è adeguato comunque proporzionalmente l'aumento che era stato previsto. Segretario, chiedo a lei, che cosa avreste suggerito voi? Adesso intanto, ripeto, il meccanismo della riduzione della percentuale di rivalutazione in ragione di una pensione più alta c'era anche prima, cioè il meccanismo preesistente, lo ripeto, concordato in allora governo Prodi, riconfermato poi col governo Draghi e inizialmente riconfermato anche da questo governo, prevede che cosa? Una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a 4 volte il minimo, del 90% per le pensioni fino a 5 volte il minimo e del 75% per le pensioni ancora più elevate. Cioè il meccanismo, diciamo, di rivalutazione decrescente, la percentuale decrescente in rapporto alla crescita del trattamento pensione, c'era anche prima. Questo governo ha accentuato la decrescita, colpendo anche le pensioni diciamo standard, insomma quelle che derivano dal fatto che appunto lavoratori per 40-42 anni hanno versato sempre i contributi. Allora, io non è che sono in grado di poter dire quale poteva essere stata la soluzione. Il problema è, se si vuole fare un risparmio, mi si deve dire anche quel risparmio dove va, perché quello che capisco io è che il risparmio che viene fatto sui trattamenti pensionieri dei pensionati va a coprire la manovra della flat tax fatta per i lavoratori autonomi fino a 85.000 euro. Allora io trovo che questo non sia equo. Già è discutibile il fatto che i pensionati abbiano una tassazione diversa dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, che secondo me pone un problema anche di natura costituzionale. Ma al netto di questo, se tu vuoi fare un intervento e porti, tu governo, e porti una tassazione del 15%
per redditi fino a 85.000 euro, io dico che questa cosa non la puoi fare attraverso una trattenuta sulle pensioni dei pensionati, Chiaro. perché questo non è equo. Ho detto prima, se il governo ci avesse convocato, avesse aperto un tavolo di discussione con le organizzazioni sindacali dei pensionati, probabilmente qualche ragionamento, ripeto, di solidarietà dentro il sistema pensionistico, secondo me era possibile trovarlo, lo dicevo prima, o aumentare strutturalmente le pensioni minime, introducendo la 14ª, che è uno dei cavalli di battaglia che noi abbiamo in mente da un sacco di tempo, oppure sostenere le pensioni di garanzia per quei lavoratori che hanno rapporti di lavoro saltuari intermittenti, garantire di più l'opzione donna. Adesso l'opzione donna è ancora una penalizzazione. Noi sappiamo che le donne hanno una pensione più bassa rispetto agli uomini perché hanno i tempi di cura che vengono messi in capo alle donne. Allora anche qua si possono fare interventi di natura solidaristica all'interno del sistema pensionistico, per cui le pensioni più alte possono cedere qualche cosa per le pensioni più basse, o per la condizione delle donne, o per le condizioni dei lavori saltuari, precari, intermittenti. Questo ragionamento che sarebbe stato possibile fare, come si dice, facendo un'operazione in chiaro, cioè dichiarando quali sono gli equilibri che il governo e le parti sociali individuano dentro un meccanismo solidaristico. Francamente, rubare o prendere i quattrini ai pensionati per sostenere la manovra sulla flat tax, ripeto, il 15% fino a 85.000 euro. Tenete presente che fino a quella cifra lì i lavoratori dipendenti, che non credo che ci arrivano, un lavoratore dipendente ha un lordo attorno ai 30.000 euro mediamente, ha tassazioni che si aggirano attorno al 35-40%. E qui abbiamo lavoratori autonomi, con tutto rispetto per i lavoratori autonomi e per il lavoro che fanno, che avranno una tassazione del 15% fino a 85.000 euro. E questo fatto con l'intervento sulle pensioni. Questo è totalmente inaccettabile. Chiaro. Senza toccare il cuneo fiscale, purtroppo nei redditi delle persone ancora dipendenti. Chiedo a lei, direttrice, cosa finanzia, quanto risparmiato con il taglio della rivalutazione? Abbiamo anche un'altra slide proprio per andare più nello specifico di quanto stava esponendo il segretario. E questa è la fonte della relazione tecnica della proposta di legge di bilancio 2003, quindi la riduzione dal 30 al 3% delle sanzioni rilevate con il controllo automatico delle dichiarazioni 2020-2022 sarebbe 1,6 miliardi, no? Esatto, sì. E poi, come possiamo vedere, la rottamazione quater con un buono di interessi e sanzioni per 1,3 miliardi e uno stralcio delle cartelle sotto i 1.000 euro per altri 730 miliardi, per un totale di 3 miliardi e 630 milioni. Allora, questo è il risparmio, dove vanno a finire i risparmi, insomma, derivanti appunto dalla mancata rivalutazione delle pensioni. Come diceva Massimo, una misura che è totalmente iniqua, soprattutto per la modalità con cui si è svolta, certo, nella totale mancanza di confronto con le parti sociali. Ed è il fattore che voi rende... rivendicate sostanzialmente. Poi parleremo anche della manifestazione. Andiamo in pubblicità qualche secondo, poi ritorniamo ancora insieme.